Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Messina Denaro è grave ed è già stato trasferito in ospedale. Intanto, depositati oggi i contenuti dell'interrogatorio avvenuto dopo la cattura. Non mi pento, ha detto l'ex latitante, non ho ucciso io, il piccolo Di Matteo, ha aggiunto. Tornato quasi alla piena operatività lo scalo di Fontanarossa, da domani niente trasferimenti su altri aeroporti. Nella notte scorsa gli ultimi voli cancellati e dirottati, ma non si placano le polemiche sulla gestione dell'emergenza. Caro voli, questione aperta, da valutare gli effetti del decreto del governo, ancora alti e bassi nelle tariffe da e per la Sicilia. Tavolo tecnico per lo stretto è stato riattivato dal Ministero delle Infrastrutture, il punto sulla situazione dei trasporti al momento attuale in vista della realizzazione del ponte. Ditelo al vostro TG, dalla playa di Catania alla marina di Siracusa, le scene del degrado e dell'incuria segnalate dai nostri telespettatori. Calcio, Catania è attivo sul mercato per arrivare ai due difensori centrali ad un esterno d'attacco vicino Davide Marsura con oltre 150 partite in Serie B. Di nuovo bentrovati. Messina Denaro dunque è grave. Imponenti misure di sicurezza per trasferirlo in ospedale. Depositati intanto i verbali dell'interrogatorio dopo la cattura. Ai magistrati ha dichiarato di non volersi pentire. Non ho ucciso io, il piccolo Di Matteo, ha detto. Sentiamo Angelo Gagliano. L'ex primo La Rossa di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, è ricoverato nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Lo si apprende da fonti sanitarie. Il boss mafioso, le cui condizioni di salute si sarebbero ulteriormente aggravate, è stato trasferito dal carcere, dove si trova al 41 bis, al reparto di chirurgia con imponenti misure di sicurezza. Non voglio fare il superuomo e nemmeno l'arrogante. Voi mi avete preso per la mia malattia, lo ha detto al procuratore di Palermo Maurizio De Lucia e all'aggiunto Paolo Guido nel corso dell'interrogatorio seguito al suo arresto e il cui verbale è stato depositato nelle ultime ore. Nello stesso, l'ex capo di Cosa Nostra sottolinea: io non sono stato un santo, non sono un santo, ma con l'omicidio del bambino non c'entro. Il riferimento è all'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito rapito, poi sciolto nell'acido. Il boss aggiunge: io non mi farò mai pentito. Cosa Nostra la conosco dai giornali, ha detto ancora Matteo Messina Denaro ai magistrati, aggiungendo: la mia vita non è stata sedentaria, è stata una vita molto avventurosa, movimentata, ammettendo anche la latitanza di avere comprato una pistola, ma di non averla mai usata e di non avere mai fatto omicidi e stragi. Per spiegare il cambio di passo sulla gestione della latitanza, il 13 febbraio ha citato il proverbio ebraico: se vuoi nascondere un albero, piantalo in una foresta. Allora, se voi dovete arrestare tutte le persone che hanno avuto a che fare con me a Campobello, penso, ha aggiunto ancora Matteo Messina Denaro, che dovete arrestare da 2 a 3.000 persone. Di questo si tratta, ma ha poi precisato: in paese in pochi conoscevano la sua vera identità. Torniamo a parlare adesso della situazione all'aeroporto di Catania, in fase di miglioramento per quanto riguarda i voli. Dopo il caos di cancellazioni, dirottamenti e 3 settimane di passione per i passeggeri costretti a lunghe code sotto il sole cocente. Adesso si viaggia regolarmente o quasi. Non si spengono però le polemiche sulla gestione dell'emergenza da parte dei vertici della SAC. Adelaide Barbagallo. All'aeroporto di Catania, dopo 3 settimane di passione, si parte e si arriva senza più grosse difficoltà. Nessun volo dirottato o cancellato, solo qualche ritardo. La piena operatività dello scalo, annunciata lo scorso 5 agosto, è stata raggiunta da pochissimo. Fino a ieri eravamo nell'incertezza più totale. Gli ultimi disagi per i passeggeri nella notte tra lunedì e martedì. Ci hanno mandati da Palermo a Catania, siamo partiti alle 3 di notte, abbiamo fatto 500 km, siamo qui. Mia figlia è incinta, il bambino piccolo, stress, caldo. Da mercoledì sera saranno sospesi anche i bus navetta in collegamento con gli scali di Comiso, Trapani e Palermo. I passeggeri tirano un sospiro di sollievo, anche se non possono dimenticare l'arrivo traumatizzante in Sicilia. Siamo arrivati nella giornata più calda, purtroppo ci hanno fatto stare in aereo, ci hanno scaricato poi la valigia, quella che era in stiva, praticamente in pista, e abbiamo dovuto aspettare i vari pulmini e qui c'erano già 48 gradi.
Le polemiche sulla gestione dell'emergenza determinata dall'incendio del Terminal A non si spengono. Al coro di quanti invocano le dimissioni della dirigenza della società che gestisce il Fontanarossa si aggiunge anche Più Europa, che oltre a una nuova gestione chiede un'inchiesta parlamentare ed invita il Ministro dei Trasporti a valutare attentamente la situazione, tenendo conto del reale impatto che l'inadeguata gestione dell'aeroporto ha avuto sulla vita dei cittadini e dei viaggiatori. Malumori serpeggiano anche tra i lavoratori. Dura la posizione della Will Trasporti, che parla di personale obbligato ad indossare le mascherine per il rischio monossido di carbone e costretto a fare quotidianamente i conti con il caos prodotto dallo scarso coordinamento tra le diverse società operanti nello scalo. Anche il sindacato di polizia COISP denuncia forti disagi per i poliziotti in servizio. E intanto l'Associazione dei Consumatori d'Italia, Consitalia, ci ha fatto pervenire queste immagini girate oggi all'interno proprio del Terminal A dell'aeroporto, in cui si vede un topo proprio nella struttura fra i commenti delle persone che osservano. È tempo, dice Consitalia in una nota, di mettere ordine e garantire standard igienici ineccepibili sia per chi lavora nell'aeroporto che per chi vi transita. Dall'aeroporto al caro voli, il governo prova a limitarne gli effetti con un decreto legge, ma è ancora presto per verificarne gli eventuali benefici. Intanto abbiamo riscontrato alti e bassi nei prezzi da e per la Sicilia. Il governo corre ai ripari contro il caro voli. Con un decreto legge ha stabilito dei limiti alle politiche tariffarie delle compagnie aeree nei collegamenti con la Sicilia e la Sardegna. Se l'obiettivo sarà raggiunto si vedrà nei prossimi giorni. Al momento le agenzie di viaggio da noi interpellate ci parlano di prezzi a macchia di leopardo. Il costo più basso registrato è un Catania-Roma solo andata di 87 euro, una cifra che in agosto non si vedeva da tempo, ma i prezzi cambiano di ora in ora. Già domani raggiungere la capitale dalla città dell'elefante non si riuscirà a spendere meno di 120 euro e a seconda dell'orario viene chiesta una cifra che supera i 400 euro. Per un Palermo-Roma occorrono minimo 200 euro. Si riuscirà davvero già da questo agosto a volare senza che ci siano prezzi esorbitanti? La partita sembra tutt'altro che chiusa. I paletti posti dal governo alle politiche tariffarie hanno già provocato una levata di scudi delle rappresentanze e le compagnie aeree Ibar e Assa Aereo, che considerano le soluzioni punitive per il settore in contrasto con la normativa europea. Insorgono le compagnie low cost e critiche arrivano anche da Asso Utenti. Secondo l'associazione il decreto non risolverà il problema del caro voli, in quanto interesserà solo i voli nazionali con le isole e interverrà solo per aumenti superiori al 200% tagliando fuori le altre tratte. Soddisfatto invece il presidente della regione siciliana Renato Schifani, che considera l'intervento del governo un importante passo avanti per garantire ai siciliani e ai viaggiatori in generale il diritto a raggiungere l'isola senza dover pagare cifre elevatissime. E a Catania c'è un nuovo pentito di mafia, si chiama Michele Vinciguerra, esponente di spicco del clan Cappello, ha gestito le più fiorenti piazze di spaccio di Catania. Natale Bruno. Tremano gli uomini di mafia del clan Cappello, specializzati nel traffico di droga, e tremano pure i narcos calabresi che per anni hanno inondato Catania con la cocaina e la marijuana. Da 2 settimane c'è un nuovo pentito che sta svelando i segreti legati al suo gruppo mafioso e alle piazze di spaccio più remunerative di Catania, a San Cristoforo, in via Piombay, alle Salette, al Tondicello della Playa, ma anche a Siracusa e Palermo. Si chiama Michele Vinciguerra, ha 56 anni e in città è conosciuto con il nomignolo di Ucurdunaro. Da 2 settimane mette a verbale con i magistrati della DDA e Tennea i segreti del clan cui ha fatto parte. Vinciguerra ha un lungo curriculum criminale, a capo di un gruppo del clan Cappello, è stato condannato per mafia nell'operazione Revenge. Scarcerato lo scorso mese di dicembre, è stato nuovamente arrestato nel corso dell'operazione Chinara, ordinata dalla procura contro l'ingentissimo traffico di droga nel quartiere di San Cristoforo. Vinciguerra non è il solo ad aver deciso di voltare la faccia alla mafia, con lui ha preso la stessa decisione di collaborare con la giustizia pure suo genero Alberto Bassetta, finito in carcere anche lui nell'operazione Chinara assieme alla moglie Maria Jessica Vinciguerra, arrestata con la stessa accusa del marito e posta ai domiciliari per accudire i suoi 5 figli piccoli. Bassetta e Vinciguerra, dopo la decisione del
del pentimento sono stati messi in isolamento in carcere. Jessica Vinciguerra con i suoi figli è stata trasferita in una comunità protetta. Il pentimento di Vinciguerra è ritenuto in fase avanzata, anche se ancora il suo ingresso nel programma di protezione non è stato definito. Dalle sue rivelazioni temono non solo gli affiliati recenti del Can Cappello per via dei segreti datati di cui ha conoscenza, ma anche i fornitori di droga, quelli che la procura indica come i narcos calabri appartenenti all''ndrangheta. L'emergenza migranti, vi raccontiamo le storie drammatiche dei sopravvissuti ai naufragi. Una mamma ivoriana pensava che il figlio di 1 anno e mezzo si fosse salvato nel naufragio, invece ha dovuto riconoscerlo nella camera mortuaria di Lampedusa. Un giovane sudanese cerca invece i suoi 2 fratellini. Angelo Gagliano. Tragedie del mare che si ripetono. Miriam, una giovane mamma ivoriana, 23 anni, ha appreso solo domenica sera che il suo bambino di 1 anno e mezzo è annegato e nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana di Lampedusa ha effettuato il riconoscimento del cadavere del figlio morto nel naufragio di uno dei 2 barconi colati a picco sabato nel canale di Sicilia. Fino a quel momento aveva creduto che fosse in un'altra struttura o ricoverato. Complessivamente 57 i superstiti, 33 i dispersi e 2 cadaveri recuperati. Oltre a quello del piccolo c'era anche quello di una donna, il cui marito si trova al momento all'hotspot di Lampedusa. La procura di Agrigento ha aperto sulle 2 tragedie un'inchiesta a carico di ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di un altro reato. Tante le storie di dolore, come quella del giovane sudanese Aisman, che dal suo letto di ospedale, in cui si trova dopo il naufragio di fine luglio a Lampedusa, vuole rintracciare i suoi 2 fratelli sopravvissuti come lui al mare e in cui sono morti il padre, la madre e la figlia di 3 anni. Intanto sono 1679 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa, da dove sono già partiti in 570 con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle. Su disposizione della prefettura di Agrigento, la polizia scorta prima altri 180 migranti che verranno trasferiti con volo charter per Bologna e poi altri 160 che verranno imbarcati sul traghetto di linea. In totale sono 910 i migranti che hanno lasciato l'isola. Riattivato il tavolo tecnico sui trasporti nell'area dello Stretto, lo ha stabilito il Ministero delle Infrastrutture, un occhio alla situazione attuale ma anche al collegamento stabile attraverso il ponte che verrà. Francesco Triolo. Il ponte sullo sfondo, ma c'è anche da ragionare nel medio periodo. Per questo la riattivazione del tavolo tecnico per i trasporti nell'area dello Stretto, riunitosi oggi all'Università di Messina, assume una rilevanza importante. La decisione del Ministero delle Infrastrutture nasce proprio nell'ambito della realizzazione del ponte con l'obiettivo di promuovere iniziative finalizzate allo sviluppo dell'intermodalità in ambito ferroviario, aeroportuale e marittimo nell'area. La visione del ponte è la visione di un collegamento stabile dello Stretto. Questa, che abbiamo noi attualmente, è una visione di un collegamento dinamico dello Stretto, però ovviamente in attesa del collegamento appunto stabile che è il ponte. Sono due sistemi che si devono integrare ovviamente con 2 valenze totalmente diverse. A partecipare tecnici ed esperti del Ministero, delle regioni Calabria e Sicilia, delle città metropolitane di Reggio Calabria e Messina e delle rispettive università. Toccherà a questo tavolo stabilire e coordinare strategie, iniziative, proposte per la definizione di un sistema unitario anche dal punto di vista tariffario dei collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e dei servizi di trasporto pubblico locale a terra, assicurando integrazione funzionale delle reti, accessibilità, qualità, flessibilità, adeguate alle esigenze di mobilità attuali e future, insomma un biglietto unico per il trasporto pubblico locale. Paolo Catanesi, 79 anni, scomparso nei giorni scorsi a Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese, è stato trovato morto in un uliveto nelle alture sopra la frazione di Oreto. Sembra sia morto per cause naturali. L'uomo non aveva fatto rientro a casa da venerdì sera ed i suoi familiari hanno iniziato a cercarlo dalle prime ore del suo allontanamento da casa, allertando le forze dell'ordine. Un protocollo contro la truffa agli anziani è stato siglato a Messina da prefettura, forze dell'ordine e comune. Si attiveranno una serie di iniziative per sensibilizzare quella che è considerata una fascia debole e maggiormente a rischio raggiri.
L'obiettivo è quello di una sensibilizzazione cosiddetta di prossimità nei confronti degli anziani, ma non solo. Le truffe infatti in estate aumentano e c'è la necessità di andare incontro ai soggetti più deboli, le potenziali vittime, per prevenirle. Così a Messina è stato siglato un protocollo tra prefettura e comune insieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine per aiutare gli anziani a riconoscere le situazioni di pericolo che potrebbero portarli ad eventuali raggiri. Quello che vogliamo come messaggio mandare quello anche di far comprendere l'importanza della denuncia. Non bisogna vergognarsi laddove si è stati vittima, ma bisogna denunciare per consentire anche alle forze di polizia di poter fare le proprie investigazioni, le proprie indagini e soprattutto evitare che anche altre persone possano naturalmente cadere nello stesso tipo di situazione. Il primo appuntamento è per il 10 agosto del pomeriggio nella piazzetta di Torrefaro, dove verrà distribuito materiale informativo e ci potrà essere un contatto con le forze dell'ordine. Il progetto Non Raggira Me ha ricevuto anche un contributo da parte del Ministero dell'Interno. Questi momenti di sensibilizzazione sono fondamentali, soprattutto se realizzati in piazza, perché cercano di coinvolgere un numero sempre più significativo di anziani. Le truffe arrivano con gli strumenti informatici, ma non solo, dagli SMS alle email, dalle telefonate alle visite direttamente nella propria abitazione. Da qui la necessità di lavorare in maniera sinergica. Truffe online ce ne sono tantissime e purtroppo colpiscono anche le fasce più giovani fino all'età di 60 anni. Le modalità ultimamente utilizzate invece per gli anziani sono quelle che riguardano le chiamate al telefono dicendo che il parente è morto. Ditelo al vostro TG. Oggi vi mostriamo due segnalazioni dei nostri telespettatori. La prima ci porta in fondo al litorale dei lidi della Playa di Catania, nelle vicinanze del villaggio Ippocampo di Mare. Come vedete, una volta tolti i cassonetti, la zona è stata trasformata praticamente in una discarica. Oltre che di spazzatura, tutto il tratto di strada è colmo di materiale ingombrante. Si va dai materassi fino ai mobili. E adesso con l'altro filmato invece ci spostiamo a Siracusa. Quello che si vede nelle immagini doveva essere il nuovo porto turistico Marina di Archimede. Il cantiere, abbandonato da oltre 10 anni, è stato trasformato in una grande discarica abusiva con rifiuti di ogni genere. Ci sono anche in questo caso divani, mobili ed elettrodomestici. Non mancano nemmeno i materiali di scarto dell'edilizia. Una discarica a pochissimi metri dal comando della Polizia Municipale e a 2 passi da Ortigia. Alcuni senza tetto ne hanno anche approfittato per ricavare qualche alloggio improvvisato all'interno dell'area. Continuate a segnalarci quello che non va nelle vostre città al numero WhatsApp che vedete 342 74 55 005. Bene, noi ci fermiamo adesso, una piccola pausa, ritorniamo fra poco con lo sport, con il calcio. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale con il calciomercato in primo piano. Il Catania ha ancora importanti caselle da riempire. Nel mirino ci sono 2 difensori centrali e l'esterno d'attacco. Davide Marsura sembra vicino per il Messina. Nel ritiro calabrese in Sila lievi infortuni per Ragusa e Ferrara. Sentiamo Sergio Colosi. Chiusa la breve parentesi della composizione dei calendari di Serie C con l'esordio casalingo per il Catania il 3 settembre contro il Crotone e il Messina in trasferta a Cerignola, le due società si concentrano sulle prossime operazioni di mercato. Il Catania ha le idee abbastanza chiare per completare un organico competitivo per la promozione in Serie B. Oggi potrebbe essere il giorno della firma dell'esterno offensivo Davide Marsura, 29 anni, con oltre 150 partite in Serie B tra Ascoli, Pisa, Venezia, Genova, Modena e Brescia. Accordo già fatto, si attende soltanto l'ufficializzazione del club rossazzurro che è parte attiva nel mercato delle punte. C'è stato un contatto con Andrea Righini, ex Reggiano e Provercelli, ma Samuel Di Carmine e Salvatore Caturano rimangono obiettivi principali ma complicati in attesa di un nome a sorpresa. Il Catania ha previsto inoltre 2 nuovi rinforzi nel settore centrale della difesa. Giuseppe Cuomo ha preferito un triennale a cifre importanti al Sud Tirol in Serie B.
amichevole con poche indicazioni del Messina in Calabria, 10-0 i dilettanti del Real Cotronei, con poker di Emmausso. Ragusa e Ferrara rientrate in città per problemi fisici. Nessuna novità sul fronte mercato, con gli obiettivi fissati da tempo, ma il Messina rischia di doversi accontentare degli scampoli di fine stagione, qualora Plescia, Provenzano e Mungo dovessero trovare contratti e destinazioni migliori. Bene, tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, una buona serata.